Sardegna Motor News, Enzo Farci, oggi è al 10° Memorial di Massesi, qui a Villa Puzzo. Enzo, com'è andata la tua gara? È stata un po' difficile, 3 manche, non sono abituato a farle, è stata un po' dura. Poi avevo avversari qualificati che mi mordevano la ruota posteriore. Una pista da 1200 metri, anche piena di salti. Sì. Ti sei comportato bene? Diciamo di sì, non essendo abituato questa è la mia prima gara ai femi di cross, diciamo che me la sono cavata bene, dai. Ricordiamo anche che Enzo è il primo anno che sta correndo nelle gare ufficiali. È il primo anno. Ringrazi qualcuno in particolare? Sì, voglio ringraziare mia moglie e mia figlia che mi seguono sempre, non solo Moto che mi lascia il furgone per le trasferte, e in generale tutti gli amici.